volta per Parliamone, il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia, ovvero la lettura di alcuni dei titoli principali del Piccolo e del Messaggero Veneto. Per chi e vi teniamo compagnia, cerchiamo di tenervi compagnia. Per chi può uscire invece invitiamo a leggere i giornali, andare a comprarlo in edicola, così almeno può approfondire alcune cose interessanti come i numeri e altre cose. Ma tutto questo naturalmente dopo la sigla. Tiriamo via anche il nome perché ieri è rimasto un po' tanto. Ed eccoci qua, sempre in diretta sulla pagina Facebook di Isonzo News per la nostra rassegna stampa dei quotidiani Il Piccolo e il Messaggero Veneto. Il primo blocco di solito è con le prime pagine. Come vedete a Trieste, questa è l'edizione del Piccolo di Trieste. A Trieste la strage non si ferma, morte in 24 ore altre 9 persone. Ieri in Friuli Venezia Giulia in totale 13 decessi, forte calo dei nuovi positivi. Resta irrisolto il nodo sanitario delle infezioni nelle case di riposo. Focolaio pure in Casa Serena a Grado, finito l'allestimento del 13° piano di Cattinara, sgombero scongiurato a ortopedia. E la fotonotizia in questo caso è dedicata a Fincantieri, che è andata al lavoro. Il mantra è mandiamo avanti il paese. Di spalla ci sono degli argomenti, sono editoriali, l'appello al microscopio eccetera eccetera. Uno interessante è quello di Mauro Giacca, afroamericani più esposti all'infezione. Invece i virus, il commento di Francesco Morosini, le poltrone di fuoco e l'incendio dell'Unione Europea. Di fianco, sotto la fotonotizia, consegna a domicilio, si popola Trieste Express, il sito del comune a sostegno dei ristoranti e negozi. E poi inoltre sotto in fondo, chiude da domani via Canal Piccolo per 20 giorni il traffico deviato, lavori. In questo caso stiamo parlando del centro di Trieste, ma molto centro a dir la verità. Piccolo di edizione di Gorizia e Monfalcone, al lavoro 700 operai, Fincantieri, controlli, mascherine, distanze. Strette misure anticontagio a Monfalcone, 2 turni, niente file, così mandiamo avanti il paese. Il 27 rientra l'indotto. In Friuli Venezia Giulia continuano a calare i nuovi positivi, ma il dato è giornaliero. Sui decessi che è da brividi, 13. Per quanto riguarda il focolaio, anche qua si parla del focolaio di Casa Serena. Per le altre notizie dalla prima pagina di Gorizia e Monfalcone, abbiamo da Gorizia il virus dopo la morte del confessore, convento dei Cappuccini, altro frate con il Covid-19, e la crisi politica a Monfalcone. Il forzista Nicoli sbatte la porta e la giunta Cisent perde un alleato. Giuseppe Nicoli, figura storica di Forza Italia di Monfalcone, penso sia il primo della prima ora. Andiamo al Messaggero Veneto, questa è l'edizione di Udine. Ostacoli a prestiti, titoli diciamo che sono completamente diversi. Gli ostacoli ai prestiti, il nodo delle garanzie bancarie, le categorie: o arrivano i soldi o sarà la disfatta. E la fotografia è dedicata al rientro in fabbrica al tempo del virus. Per quanto riguarda altre cose, facciamo ancora una prima pagina. Abbiamo con una pagina, poi abbiamo un blocco. I titoli di spalla: andiamo alla casa di riposo di Tolmezzo, tutti i tamponi sono negativi, resta il giallo dell'infezione. Poi sempre di spalla era originario di Resia, ex carabiniere di 84 anni, nuova vittima del Covid-19. E test sul personale e sugli ospiti, un anziano in isolamento alla Coianiz di Tarcento. Chiudiamo le prime pagine con la prima pagina del Messaggero. Sopra il titolo principale degli ostacoli ai prestiti: siccità, le irrigazioni partono in anticipo, i costi crescono, e l'Udinese e altri 7 club no alla ripartenza della A.
mentre il presidente del Pordenone ieri l'ho visto, anche lui diciamo colpito dal Covid-19, ha detto abbiamo bisogno di calcio, noi vorremmo ripartire. Andiamo a vedere titoli di spalla e poi chiudiamo questa prima parte. Casa di riposo, hospice e ospedali, 6 morti, un lunedì nero. Sacile, una mansarda va a fuoco, 100.000 euro di danni, e Fiume Veneto cambia la linea produttiva e regala le mascherine. La fotonotizia anche qua è dedicata al rientro in fabbrica al tempo del virus. Come sapete, dopo le prime pagine di solito noi abbiamo dei filmati. I nostri filmati sono del Friuli Venezia Giulia, tratti dal canale YouTube di Promoturismo FVG, e sono le bellezze, sono anche filmati realizzati non solo ufficialmente da Promoturismo, ma anche dagli ambassador, categoria di cui io mi onoro di appartenere. Sono gli ambassador FVG, i social ambassador del Friuli Venezia Giulia. Vanno in giro, fanno le foto, fanno i filmati e mostrano queste cose qua. Adesso qua abbiamo in scaletta, ne abbiamo uno che è un signor ambassador, ma è un certo Dante Spinotti. Un certo Dante Spinotti, candidato, è il direttore della fotografia di innumerevoli film, candidato 2 volte agli Oscar, nato a Tolmezzo, e ha fatto un filmato per la regione Friuli Venezia Giulia che andiamo a vedere adesso. Vabbè. Titolo di scuola media superiore triennale. È un operatore aziendale. Su Udine. Operatore aziendale. Perché? Ah. Ah, scusatemi, è partito per sbaglio il video su Grado. Eh, mi spiace, ho sbagliato. È andata così, la regia è andata così per quanto riguarda i nostri video. Andiamo avanti e magari vediamo di riuscire a metterlo più avanti. Andiamo con la rassegna stampa per quanto riguarda il Messaggero Veneto. Fantoni ABS, misure ancora più rigide per controllare la febbre. Chi ha più di 37 non entra in fabbrica. Il decreto stabilisce un margine più ampio. Le parti di legno e acciaio sono ancora a ranghi ridotti in attesa della normalità. Sempre per quanto riguarda il lavoro, la multinazionale PMP ha istruito i suoi 400 dipendenti, stiamo parlando della fabbrica di Coseano. E poi andiamo a Remanzacco, Mavis investe e si riconverte, farà 1 milione di mascherine. Ancora per quanto riguarda il lavoro, sapete che il Messaggero
a Massaggero le due edizioni di Udine Pordenone per la situazione coronavirus, emergenza in Friuli Venezia Giulia, hanno un'edizione unica, e qua si parla di un'altra fabbrica in provincia di Pordenone. Alla SIAP di Maniago rientrano i primi 35 e domani Electrolux. Anche la ZML, il gruppo Cividale, ha riattivato Ghisa e Rame. La multinazionale dell'elettrodomestico parte con un turno. Poi qua abbiamo una pagina, l'abbiamo messa insieme perché oltre alla SIAP ci sono anche altri argomenti: gli schermi per le farmacie, la plexilite subissata dalle richieste, e poi la barriera anticontatto, la Pontarolo, ne produrrà migliaia di pezzi. E per quanto riguarda Fincantieri, ne abbiamo già parlato, davanti ai tornelli Fincantieri parte solo con il 10%, ma comunque si rianima, e quindi il lavoro sta ricominciando a essere presente in Friuli Venezia Giulia. Altra doppia pagina con due titoli importanti: l'appello al governo, come vedete l'annuncio di ieri pubblicato a tutta pagina. Qua invece abbiamo la politica verso la fase 2, Conte facci lavorare, il grido delle categorie fatto proprio da Fedriga, appello sul Messaggero di industriali, imprese e artigiani, presidente esattamente quello richiesto al governo. Nell'altra parte invece meno casi di tutto il nord, anche le statistiche supportano la riapertura. Nello studio di Gimbel, Friuli Venezia Giulia vanta la miglior performance di tutto il settentrione. Secondo i calcoli di Ricciardi, lo stop ai contagi in regione avverrà il 19 maggio, diciamo intorno al 20 maggio, giusto per essere così. E qua si prende il giornale, si va a comprare il giornale e si legge questa bella cosa che è un calcolo molto interessante con tutte le date di tutte le regioni, addirittura anche con le province per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere questo, emergenza in Friuli Venezia Giulia, aziende in cerca di liquidità tra burocrazia e ricavi ridotti. È iniziato l'iter per i prestiti fino a 25.000 euro per le PMI. Ancora ferma la procedura legata all'intervento di SACE, sembrava che dovessero essere. Questa è la pagina grossa. Arrivano le risorse oppure sarà disfatta. Grido d'allarme delle piccolissime imprese di commercio e artigianato. Da Pozzo servono finanziamenti a fondo perduto. Petri, Confapi, riaprire. E poi invece dall'altra parte prestiti da 25.000 euro, già migliaia le richieste. Sostenuta la domanda da parte dei piccoli imprenditori in diversi istituti regionali. Credi Friuli conta di erogare il denaro in settimana. Civebank si concentra sui mutui. Vedete anche gli istituti bancari vanno in ordine sparso. Meno casi in tutto il nord, anche le statistiche supportano la riapertura, lo abbiamo visto prima. Adesso andiamo a vedere la pagina del contagio, proprio quella ufficiale. Reparti Covid meno affollati, gli ospedali si preparano a riaprire alcuni ambulatori, e sopra ci sono i numeri con i contagi in regione totali fino ad adesso 2.775, per quanto riguarda i guariti 1.346, mentre ripartito per province il numero delle persone contagiate: 1.122 Trieste, 596 Pordenone, 915 Udine, 138 Gorizia. Ancora per quanto riguarda la notizia che avevamo segnalato, reparti Covid meno affollati, gli ospedali si preparano a riaprire alcuni ambulatori. Si pensa agli screening oncologici, alla cardiochirurgia, alla cardiologia. La task force ragiona con le aziende su come garantire la sicurezza. Di spalla la giornata, dicevamo qua, non l'abbiamo letto prima, i contagiati sono stabili, crescono i guariti. Andiamo nella prima pagina di Udine Città, Udine Cronaca. Tamponi alla casa di riposo Sant'Anna, controllati 53 dipendenti e 91 ospiti. E per quanto riguarda i controlli in alto, a parte il fatto che c'è un bellissimo disegno, il dono di Chiara, ferma un agente e gli regala un disegno.
e poi altri 61 denunciati erano a spasso senza alcun motivo. Sembra che questa aria di riapertura abbia voluto portare via un po' di prudenza nelle persone, ma non è ancora così. Dobbiamo tenere ancora duro, diamoci non dico una calmata, perché però cerchiamo di controllarci di più, perché meno andiamo in giro adesso, più andremo in giro dopo, insomma, e questa è la cosa che dobbiamo vedere. Meno adesso, più dopo, non manca tanto, veramente. Voglio essere speranzoso anch'io. Andiamo a vedere Udine, riaperte Giunti e Feltrinelli lavorano in negozi per i bambini, i clienti rispettano le regole, entrano a turno e mantengono le distanze. E c'è chi ha inventato la televendita mostro prodotti con il telefonino. Andiamo a vedere fuori Udine, andiamo a Tolmezzo, il dubbio dei falsi negativi, le ipotesi del presidente della casa di riposo sul contagio, ammalati soltanto 2 ospiti e nessuno dei 147 dipendenti. Sempre per quanto riguarda la provincia, Cividale, Tarcento, Remanzacco, il sindaco rivede la giunta e lancia la vice. Balloch rinuncia ai suoi referati e si concentra sul caso coronavirus a Cividale. Il passaggio del testimone a Daniela Bernardi. Ed è la prima in alto a sinistra con i capelli neri, Daniela Bernardi, la prossima candidata, anche perché Balloch ha finito di fare il sindaco. Premariacco, fino a 500 euro al mese arrivano i buoni spesa. Ancora per quanto riguarda Udine, andiamo nella zona del Medio Friuli, Cividale, Tarcento, Remanzacco, fanno festa a una grigliata, 10 nei guai, 6 dominicani scoperti dalla polizia locale a Premariacco, 4 condomini sorpresi dai carabinieri a San Leonardo. Ancora per la provincia di Udine, andiamo nel Tarcentino, primo contagio alla Coianiz di Tarcento, in isolamento un ospite di 98 anni della casa di riposo, secondo test negativo per le 380 persone fra anziani e personale. Ancora per quanto riguarda il Friuli, adesso andiamo a Pordenone, Messaggero, casa di riposo, ospedali e hospice, 6 morti nel giro di 24 ore, sesto lutto per Carla, si è spenta a 71 anni una cara persona, lascia marito e 3 figli. Dall'altra parte aveva 93 anni, addio a Francesco, falegname agricoltore di via San Gregorio, stiamo parlando di Pordenone città. Ancora per quanto riguarda la salma bloccata, la comunità musulmana fateci seppellire Sadiki, il caso a Pordenone, e aveva 82 anni a Fiume Veneto, si piange l'ex appuntato Micelli, carabiniere del dialogo. Sotto abbiamo segnalato ieri mattina, prefettura vertice su economia e sicurezza, appello delle categorie, fateci ripartire, con la foto della prefetta Maiorino, prefetta di Pordenone. Controllo della finanza, andiamo a vedere se c'è qualcosa. No, era questo. Allora sì, controllo della finanza, bloccata l'attività della Sarinox a Villotta, militari al lavoro ieri mattina nella sede dello stabilimento del gruppo Sassoli. Giovedì scorso la Vinox ha ripreso l'attività in modo lecito, stoppati i vicini. E poi un altro contratto, un altro controllo, troppa musica, arrivano le volanti, multati in 8 per la festa in casa, risolti anche 3 furti nel garage. C'era una persona che gli hanno trovato il bottino. Parliamo del CRO di Aviano, 15 posti nella piramide tra virgolette, il CRO per i ricercatori, e poi era al lavoro in Italia ma non spacciava in Grecia, negata l'estradizione quando il narcotrafficante fu preso, l'operaio era ad Azzano, la difesa è un errore di persona, la Corte d'Appello lo libera. Beh, in effetti. Ancora per quanto riguarda Porcia Cordenons, usciamo dalla città di Pordenone, andiamo a Porcia, aiuti alle famiglie 15.000 euro, l'assessore per ora bastano e ci sono i buoni da 20 euro. Andiamo avanti con il pordenonese, mobile, il 4 maggio si riapra o per tante aziende sarà la fine, il settore è allo stremo con il blocco di produzione, consegne e pagamenti, l'imprenditore Adriano Perin, viviamo un incubo professionale
e umano, e la foto di Perin è pubblicata. Andiamo avanti per Pordenone, converte le linee produttive e regala 20.000 mascherine. Siamo a Fiume Veneto, la Siom Thermoplast ha deciso di fabbricare dispositivi lavabili e riutilizzabili tra i destinatari diversi comuni, vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell'ordine. Per quanto riguarda Pordenone abbiamo ancora una notizia: fai il compost a casa, la tassa sui rifiuti scontata dal comune, Tari ridotta del 20%, siamo a Maniago, a chi non conferisce più l'umido, controlli per verificare la reale corretta messa in pratica. Questa è l'ultima di Pordenone. Per quanto riguarda il Messaggero andiamo a vedere con un altro video, adesso spererei anche di avere qualcosa di vero. Era interessante questo video che ho preso di un paio d'anni fa per quanto riguarda la montagna, per quanto riguarda Sappada. Queste sono le bellezze del Friuli Venezia Giulia e le varie manifestazioni. È il carnevale di Sappada ed è una cosa molto bella perché è molto caratteristica, e questi filmati li prendiamo dal canale YouTube di Promoturismo FVG Live FVG, perché è veramente bello, ma soprattutto è per ricordare quello che abbiamo intorno in Friuli Venezia Giulia. Venite in Friuli Venezia Giulia, ci sono tantissime cose, anche perché la nostra regione è un concentrato di bellezza. In un paio d'ore potete essere dalla sabbia della spiaggia fino sulle vette delle montagne. Quindi abbiamo un po' tutto, siamo un piccolo compendio dell'universo, come diceva un certo Ippolito Nievo. Diciamo che andiamo avanti e vediamo il carnevale di Sappada. Bentrovati, siamo tornati al piccolo, in questo caso dopo il Messaggero Veneto, tutti negativi i test dei sanitari, evitata la chiusura di ortopedia, medici e infermieri dovranno però sottoporsi di nuovo ai tamponi per escludere definitivamente la contaminazione del reparto, completati i lavori al 13° piano. Andiamo avanti con sempre il piccolo. Alla casa di riposo di Grado trovati positivi 2 addetti, sono senza sintomi e in isolamento domestico, tampone a tutti gli anziani. Andiamo a vedere altri titoli. Surreale vedere la città così vuota, parliamo di Trieste, noi rischiamo per tenerla pulita, la pandemia non ha modificato i ritmi dei quasi 100 addetti dei servizi ambientali di Acegas. Eccolo qua, ogni giorno in strada con le protezioni necessarie, la paura c'è ma non si tira indietro. Andiamo a vedere altri titoli per quanto riguarda il piccolo. Dalle birre ai coltelli, se manca qualcosa dentro casa ci pensa sito Trieste Spaes. Oltre a 40 le attività registrate sul portale del comune dedicato a ditte del territorio che fanno servizio
a domicilio, e c'è un elenco con alcuni indirizzi per quello che riguarda i triestini. La mia azienda è in difficoltà, ma i 600 euro li lascio ad altri. Fuggito dal Kosovo nel 98, il titolare delle US Costruzioni ora è in stallo, chiede solo di tornare a lavorare. Andiamo a vedere un altro filmato per quanto riguarda la nostra produzione. Si tratta di Gorizia. I luoghi sono lo specchio della gente che li abita. I sorrisi, l'espressione del saper accogliere. Perché abbiamo imparato che incontrarsi significa conoscere e crescere. Le rughe sono la calligrafia della storia, che puoi leggere in ogni strada, su ogni palazzo. La città ha l'espressione vitale del giovane, il volto gioviale della maturità, in continuo movimento, alla velocità del mondo che cambia. Gorizia, il sapore di una città mitteleuropea, il calore di sentirsi a casa. E visto che parliamo di Gorizia, nel convento dei Cappuccini di Gorizia un altro frate positivo e uno in quarantena. Dopo la morte di padre Aurelio c'è un nuovo caso, ma il religioso è asintomatico, isolato, anche chi l'ha portato in ospedale. Questa è sempre la produzione di coronavirus. Mascherine e farmaci a casa con i carabinieri in congedo. Sempre Gorizia, indossano una divisa con i colori dell'arma e suonano alla porta dei goriziani. Presidente Burlon, una squadra di volontari al lavoro per l'intera comunità. Poi Savogna di Sonzo, i consiglieri di Savogna donano i loro gettoni, e poi fake news sull'ospedale, Asuggi garantisce sui reparti. C'è una diffusione di notizie secondo Asuggi falsa. Mastelloni saluta incognita sul successore, stiamo parlando del procuratore di Trieste, chiude per limiti d'età la Camera a Trieste, poi sarà consulente della Commissione parlamentare antimafia. Sempre per i lavori a Trieste, a Cegas pronti a 20 giorni di scavi, via Canalpiccolo chiusa da domani, Galleria di Montebello in giunta l'ultimo ok per il cantiere da 12,7 milioni di euro. Sempre per quanto riguarda l'Isontino, Protezione Civile, percorsi 3.120 km per consegne, spese e medicine. E poi mercato comunale, siamo sempre a Ronchi, mercato comunale con 9 bancarelle e di alimentari, solo 9, e non abbiamo più spazio per quanto riguarda l'Isontino per le nostre cose. Andiamo a vedere se c'è la possibilità ancora di recuperare altre notizie. Per quanto riguarda Gorizia abbiamo finito, anche l'Isontino è stato letto. Sì, non ne abbiamo altri. Abbiamo ancora un filmato però che è molto interessante per quanto riguarda la montagna, le bici cicciona, le fat bike, quelle che fanno sempre, danno sempre la possibilità di pedalare sulla neve. È una cosa molto molto interessante.
E siamo giunti alla fine, anche oggi abbiamo sforato un po', quindi dobbiamo chiudere un po' prima, ci mancano alcune indicazioni. Abbiamo finito, noi ci sentiamo domani con Parliamone, la rassegna stampa dei giornali, il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia. State bene, mi raccomando, non uscite di casa. Ciao!